La pallamano Girgenti si aggiudica la gara 1 dei play-out contro il Romagna. È stata una gara sofferta fino all'ultimo decimo di secondo, quella giocata sabato dai ragazzi del presidente Filippo Napoli al Palagiglia di Favara. Luciano Brancaforte e compagni chiudono il primo tempo con 5 reti di svantaggio, 14-19. L'impatto con il match non è stato dei migliori. Resisi conto dell'importanza della partita, i ragazzi del tecnico Lillo Gelo, nella ripresa con grinta e determinazione, hanno preso in mano il gioco. Da registrare che durante l'incontro, forse a causa della tensione emotiva, l'allenatore Gelo si è dovuto allontanare dalla Palasport favarese per un leggero malore. La rimonta degli agrigentini si completa al 28° minuto, quando Conigliaro porta la sua squadra sul 28-28. Questa rete a 2 minuti dalla fine infiamma il pubblico che incita costantemente gli atleti girgentani. L'apoteosi si raggiunge a 68 centesimi dal fischio finale, quando il serbo Radic, con un missile terra-aria, insacca le reti dei romagnoli e regala alla sua squadra la vittoria per 29-28. L'appuntamento con i play-out della pallamano è a sabato prossimo, dove a Imola si giocherà la seconda gara con il Romagna. In caso di vittoria degli agrigentini si potrà festeggiare la tanto sperata permanenza in Serie A1, altrimenti sarà necessaria una terza partita che si rigiocherà al Palagiglia di Favara. La salvezza è più vicina, con che spirito andate adesso in Emilia Romagna? Guarda, dopo questa partita creo che l'espirito si alza, l'autostima si eleva, le forze non crescono e abbiamo più voglia ancora di rimanere perché un'altra volta, come sempre, si è giocato qua, si vede che negli ultimi minuti siamo una squadra fortissima, impenetrabile e credo quanto è quinta o sesta partita che si vince un gol all'ultimo minuto. È così, è così. Ripeto ogni volta lo che dico, ma se la devono sudare per portarsela qua. Presidente, a 6 minuti dalla fine sembrava che la sua squadra si era arresa, ma comunque la Caparbia si è vista vincendo all'ultimo secondo. Eh sì, è una partita molto difficile, veramente. Siamo stati penalizzati all'inizio perché abbiamo giocato quasi tutta la partita, anzi tutta la partita senza il nostro allenatore perché ha avuto un malore e quindi la squadra è stata disorientata. Il primo tempo non siamo riusciti a incidere per come sappiamo, poi nel secondo tempo anche io sono andato negli spogliatoi e ho tranquillizzato i giocatori perché siamo nettamente superiori a loro e il campionato lo ha detto. Quindi dovevamo stare solamente tranquilli, sereni e riuscire a giocare per come sappiamo. È andata bene, questa è la prima partita, ora tra una settimana andremo in casa loro, se li vinciamo finisce il campionato anche per noi, cioè ci salviamo noi e loro scendono. Se invece lì dovessimo perdere, allora dovremmo fare una bella e quindi invito la città di Favara, gli amici di Favara a venire numerosi qui al palazzetto nel caso in cui ci fosse la terza partita. Meglio se non c'è. Speriamo di no, speriamo di no. Quanto riguarda invece la sede degli incontri, La sede degli incontri, il mio sogno è giocare ad Agrigento, perché dico ringrazio sempre Favara perché ci ospita qui in questa meravigliosa struttura. Però sono per ora lì a spingere il comune di Agrigento a completare quella struttura della quale abbiamo avuto promesse ben precise. Speriamo che si decidano perché non possiamo giocare sempre fuori. L'entusiasmo di questa squadra deve colpire i giovani più piccoli che purtroppo non possono venire qua a Favara. Speriamo bene.